8 vittime in 24 ore, quella di oggi è stata la giornata con la più alta mortalità finora registrata in Veneto, ma anche con qualche segnale positivo dagli ospedali. Nel frattempo sul fronte Covid Hotel individuata una lista di 16 strutture alberghiere, se ci sarà bisogno potrebbero ospitare i pazienti in fase di guarigione che non possono fare rientro a casa. Dopo la vicepresidente della regione, risultati positivi anche gli assessori Francesco Calzavara e Federico Caner, la giunta regionale al lavoro da remoto. Vaccino anti-Covid, ieri sera a Ring le parole di Zaia, attendiamo la sperimentazione, ci stiamo organizzando, in Veneto non sarà obbligatorio. Il nostro viaggio all'interno della terapia intensiva dell'ospedale di Treviso, medici e infermieri, tanto dolore ma non molliamo, il risveglio dalla sedazione di un 69enne in lacrime, grazie ai miei angeli. Interventi economici a sostegno di tutto quel mondo sportivo che sta sotto la Serie A di calcio, dal basket alla pallavolo di vertice ma anche la Serie C di calcio, l'annuncio del ministro Patuanelli. Dopo l'approvazione di tutti e 25 i consigli comunali è stata firmata ufficialmente la candidatura dell'area del Monte Grappa come riserva naturale UNESCO. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Eccoci subito con il report dell'azienda Zero che leggo insieme a voi, è arrivato davvero da pochi istanti. Ci sono numeri importanti in queste ultime 24 ore rispetto ai contagi da Covid, 2.994 complessivamente i nuovi positivi. Nel report che vi stiamo mostrando vi leggete i 995 segnalati alle 17 di oggi che si aggiungono ai 1999 di questa mattina. C'è purtroppo da registrare anche un incremento significativo dei decessi. Come vedete i positivi sono distribuiti sostanzialmente con numeri abbastanza simili nelle varie province, a parte un picco a Vicenza 251, 74 a Belluno invece nelle ultime ore. Questo al momento con le terapie intensive, naturalmente vediamo insieme che fanno segnare tra i ricoverati positivi 271, complessivamente 287, quindi sappiamo insomma numeri che creano grande pressione negli ospedali. Proseguiamo perché vi proponiamo il sondaggio naturalmente oggi in vista della nostra trasmissione Ring in prima serata nel corso della quale vi daremo l'esito. Vi ricordo che potrete come sempre votare digitando i numeri che vedete, eccoli qua in sovraimpressione. Test fai da te, quelli che ha presentato ieri il presidente della regione Zaia. Ci credete? Questo è il quesito che vi sottoponiamo, come sempre 0422 16 26 691 per rispondere di sì, 0422 16 26 690 per dire invece di no. E l'esito ve l'ho appena accennato stasera, come sempre nel corso della nostra prima serata dedicata alla politica e all'attualità. Quella di oggi, lo abbiamo sentito dai titoli, è stata la giornata con la più alta mortalità finora registrata. Arrivano però anche tenui segnali positivi dagli ospedali. Intanto in Veneto al lavoro per i Covid Hotel e questa mattina conferenza delle regioni con le richieste dei governatori sul fronte dei 21 parametri. Una giornata dai due volti rappresentati in questi cartelli. Da un lato il dato sui ricoverati in area non critica che per la prima volta da molte settimane registra un segno negativo, dall'altro il numero dei decessi, 100 nelle ultime 24 ore, il giorno con la più alta mortalità. E proprio su questo fronte circa l'80% delle vittime aveva più di 70 anni. Per quanto riguarda la tenuta degli ospedali, la pressione continua ad essere forte con quasi 2.400 pazienti, ma al momento difficile dire se il picco sia già stato raggiunto. Io non so dirvi se abbiamo raggiunto l'apice come previsto, però è pur vero che degli indicatori, anche se timidissimi, anche a livello nazionale ci sono. L'assetto ospedaliero veneto è comunque pronto a subire un'eventuale onda d'urto. Per questa seconda ondata la Regione Veneto ha predisposto 6.000 letti in area non critica, oltre 1.500 nelle strutture intermedie e altri 740 nei 5 ospedali dismessi e recuperati. A questi andranno ad aggiungersi, su indicazione del commissario Arcuri, anche i Covid Hotel, che in caso di necessità potranno ospitare pazienti in fase di guarigione che non hanno più bisogno di assistenza sanitaria, ma che per vari motivi non possono ancora far rientro a casa. Abbiamo molti casi, anziani positivi,
con coniuge negativo, e allora in questo caso invece di tenere ospedalizzato questo signore e questa signora andranno al Covid Hotel. Potrebbero essere riservati anche dei posti a dipendenti ospedalieri. C'è chi dice io voglio mettere in sicurezza la mia famiglia, c'è anche c'è un minimo di posti anche dedicato per queste emergenze. Alle ULSS il compito di individuare le strutture più idonee. Sono state individuate circa una ventina di strutture. Ci veniva chiesta una per provincia. La lista dovrà ora essere scremata dalle ULSS, con le quali si dovrà anche discutere la parte economica. Stiamo ragionando appunto per eventualmente individuare le modalità di ristoro, di individuazione di tariffe e di quant'altro. Il governo dovrebbe pagare. Intanto stamane si è riunita la conferenza delle regioni, sul tavolo la questione dei 21 parametri determinanti nell'assegnazione delle fasce di rischio regionali, inseriti, ricorda Zaia, in un provvedimento del 30 aprile scorso. Quei parametri nascevano come un elemento di benchmark, no? Di barra di controllo. Uno dice guardo come sono messo in base ai parametri. Adesso è diventato un elemento di giudizio. Dalle regioni una serie di richieste al governo. Di fare, come si può dire, fare più sintesi e non avere tutti questi parametri, questi 21 parametri. Si chiede di rafforzare il tema del confronto preventivo, cioè della serie non mi puoi dire venerdì che sabato sono in zona rossa. E poco fa proprio la Regione ha comunicato anche la lista delle strutture che potrebbero diventare Covid Hotel. In tutta la Regione ne sono state individuate 16, 3 per l'ULSS 9 e 6, 2 per l'ULSS 1, 4 e 8, una rispettivamente per l'ULSS 2, 3, 5 e 7. Individuati dalla Regione 3 alberghi che potranno ospitare pazienti Covid. Parliamo della provincia nella fattispecie di Padova, la Casa del Pellegrino a Padova, l'Hotel Terme Augustus a Montegrotto e il Point Hotel di Conselve. Siamo stati intanto proprio a Padova, dove è già attiva una struttura privata, il Covid Hotel di Casa Colori. Il soggiorno non è certo di piacere, ma ha tutti i comfort di un albergo a pensione completa. Casa Colori di Via del Commissario, nel quartiere Crocifisso, a pochi chilometri dal centro storico, è il Covid Hotel di Padova. Qui si può trascorrere il periodo di isolamento qualora le condizioni in casa non lo consentissero. Al momento sono ospitati 9 positivi, c'è chi è qui da solo, c'è una coppia e anche una mamma con la sua bambina piccola. Qua in reception abbiamo praticamente una bussola, cioè facciamo il check-in proprio a parte degli altri ospiti con il rispetto assoluto di tutte le misure anti-Covid. All'interno delle stanze gli ospiti in isolamento fiduciario trovano un kit igienico per la pulizia delle stanze, poi ovviamente con prodotti per la igiene personale, e in più all'interno sempre della stanza c'è un kit pasti composto da un bollitore, microonde, mini frigo, piatti, posati, tutto quello che occorre per la quarantena in sicurezza. I pasti sono forniti da una ditta esterna e sono personalizzati a seconda delle esigenze degli ospiti. Le stanze hanno una tessera che consente di aprire la porta una sola volta, quindi chi tenta di uscire trasgredendo le rigide regole dell'isolamento è costretto ad autodenunciarsi per poter rientrare nella stanza. Gli ospiti vengono mandati dall'USL o dal comune in caso di difficoltà abitativa, oppure contattano direttamente l'hotel. Ospiti privati, ad esempio, che si ritrovano a Venezia nell'aeroporto, fanno il primo tampone rapido, devono appunto fare l'isolamento e vengono qua. La quarantena di 10 giorni all'interno di Casa Colori costa 595 euro per una stanza singola, l'isolamento di coppia invece costa poco meno di 1.000 euro. Gli ospiti pagano direttamente, a parte i casi di isolamento fiduciario inviati dal comune. Allora, il comune si fa giustamente carico delle spese. Ora parliamo invece di vaccino anti-Covid. Ne ha accennato ieri sera a Ring il governatore Zaia, che si dice prudente sulla sperimentazione ma anche chiaro sulla obbligatorietà. Nel rispetto di tutti, la vaccinazione, immagino, almeno per quanto riguardano i veneti, non sarà obbligatoria. Il vaccino lo si fa in maniera non obbligatoria, a me non risulta che ci siano principi di obbligatorietà su questo vaccino. È pur vero che poi ci sono diverse formulazioni, diverse progettualità e sperimentazioni che sono state fatte, e quindi alla luce di tutto questo
È fondamentale attendere, perché poi arriveranno, immagino che i primi vaccini da somministrare ai cittadini, o quantomeno alle popolazioni target, che potrebbero essere gli over 65, gli immunodepressi, insomma la popolazione più a rischio, saranno operativi alla volta dell'inizio 2021. Noi ci stiamo organizzando per riuscire a rispondere anche a questo bisogno dei cittadini e di avere la vaccinazione, che sarà una vaccinazione importante, perché immagino che molti cittadini chiederanno di essere vaccinati. E si allunga la lista di assessori regionali, quindi stretti collaboratori del presidente Zaia, positivi al Covid. Ieri, lo sapete, ha annunciato la sua positività la vice Elisa De Berti. Oggi, con un post di poco fa, anche l'assessore a programmazione, bilancio e patrimonio Francesco Calzavara. Ecco, vediamo il post, ha annunciato la sua positività, e poi sappiamo che è positivo anche Federico Canera all'agricoltura e al turismo. L'ho preso anch'io, scrive Calzavara, sono risultato positivo a un tampone rapido, ora sono in attesa del molecolare, ma mi sa. Calzavara, tra l'altro, chiede a chi ha avuto contatti con lui per più di 15 minuti negli ultime 48 ore, nel dubbio, di andare a farsi il tampone rapido. Armiamoci di pazienza e tachipirina e affrontiamo questi giorni di isolamento continuando a lavorare in videoconferenza, scrive. Torna di moda, sdrammatizza anche la settimana enigmistica, così dunque Francesco Calzavara. Andiamo a sentire Elisa De Berti, che ci ha raccontato questi giorni di isolamento che ha iniziato a trascorrere. Meglio, sono decisamente in ripresa, diciamo che i giorni dei sintomi più forti sono passati. No, decisamente meglio. La vicepresidente della regione, nonché assessore ai trasporti, Elisa De Berti, racconta la sua quarantena a causa del Covid. 15 giorni fa ha preso parte alla commissione infrastrutture, incontro avvenuto in videoconferenza. Con lei, per tutte e 3 le ore di durata della riunione, in ufficio solo un dirigente. L'indomani il funzionario ha comunicato all'assessore di avere la febbre alta e di essere risultato positivo al tampone. Io, come prima cosa, senza saperne leggere né scrivere, ma più che altro imputandolo anche al tempo passato in stanza, mi sono messa in isolamento a casa. La De Berti è rimasta chiusa in salotto, isolata dal resto della famiglia per 10 giorni, 9 dei quali trascorsi senza alcun sintomo, poi un leggero mal di testa. Il 10° giorno dovevo fare il tampone per essere rimessa in libertà, invece sono scoppiati tutti i sintomi, l'emicrania si è fatta più forte, è scoppiato il raffreddore, ho perso il gusto e facevo un po' fatica a tirare il fiato. Il tampone a cui si è sottoposta ha dato esito positivo, ma con il passare dei giorni le sue condizioni di salute sono migliorate, solo il gusto deve ancora tornare. Ricostruendo queste ultime settimane, l'assessore ipotizza che il contagio sia avvenuto proprio durante quella riunione, nonostante fossero state adottate tutte le misure. Avevamo una mascherina, io ero da una parte della scrivania, lui dall'altra, ed avevo la finestra aperta, perché quando ho persone in ufficio tengo sempre la finestra aperta. Probabilmente, spiega la vicepresidente, il passaggio di alcune carte durante la commissione è stato fatale. Effettivamente le carte ce le passavamo per leggerle durante la commissione infrastrutture, per discutere. Ovviamente ce le passavamo con la tranquillità che nessuno sapeva che uno dei due era positivo. E veniamo ai reparti ospedalieri. Siamo entrati in esclusiva in quello di anestesia e rianimazione del Cafoncello di Treviso, dove sono circa una ventina i pazienti che stanno lottando contro il Covid. Il servizio di Christian Arboit. Sembra un rito quello della vestizione, ma è la prima arma per non infettare e non infettarsi. Per questo il primario di anestesia del Cafoncello, Antonio Farnia, chiede e usa la massima cautela. È lui a tenere le redini di un reparto sempre citato nella cronaca, cartina di tornasole dell'emergenza da Covid, eppure spesso inaccessibile. Bene, entriamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questo è un salone che contiene 7 pazienti. Buongiorno, salve.
E basta entrare da questa porta per capire che dietro a ogni numero dei bollettini quotidiani ci sono un volto e una storia. È qui che la statistica diventa vita, tante vite quasi sempre in bilico. Solo in questo reparto ci sono una ventina di pazienti. La fatica del respiro, ma soprattutto la posizione prona dei corpi inermi raccontano più di ogni dibattito il virus e i suoi effetti. A volte stanno in questa posizione anche per più di 24 ore se le condizioni di ossigenazione lo richiedono. 61 anni questo signore. Sì, stesse condizioni, anche lei. No, lei va meglio, 50% di ossigeno per avere 97 di saturazione, quindi qua siamo molto soddisfatti e speranzosi. Più difficile la situazione di questo 60enne di Montebelluna. È un paziente in difficoltà, però paziente grande, robusto, sovrappeso, come spesso sono i nostri pazienti. Giovanni è uno dei pochi pazienti coscienti. L'infermiera lo aiuta a sgranchirsi le gambe, ogni piccolo movimento è un grande miracolo di cura. Sta un po' meglio, è un paziente splendido, una bella persona, stavamo parlando della sua famiglia. È una bella persona, è un onore riabilitare Giovanni. Quest'uomo invece ha soli 56 anni e le sue speranze di vita sono flebili. 84 di saturazione che è quasi incompatibile con la vita, però lui entrava con una grave patologia precedente che comunque non gli avrebbe permesso una lunga sopravvivenza. Tutti combattono lontano dalle famiglie e dai loro cari, una responsabilità infinita per gli operatori sanitari chiamati a una supplenza che lascia segni sull'anima. Dura emotivamente, fisicamente uno anche ce la fa, ma emotivamente è molto dura. E, ci si sente a volte al posto sbagliato e si portano via dei momenti importanti, intimi alla famiglia. Negare questi numeri significa escludere l'esistenza di tante vite che lottano. Il messaggio ai negazionisti è una lama. Che è tutto vero e che auguro a tutti quanti di non vivere quello che stiamo vivendo noi in questo momento, perché sono cose che non si dimenticano e che non si vorrebbero mai vedere. E a raccontare la sua lotta contro il Covid da un letto proprio della terapia intensiva è Bruno Osto, residente a Campo San Piero ma ricoverato al Cafoncello. Avevo il saturimetro a casa, ho visto che andavo da 96-97, sono andato a 67 e alle 6 del mattino ho chiamato il 118, mi hanno detto via subito e poi il primo posto che hanno trovato è stato qua. Comincia da qui la lunga lotta di Bruno contro il virus. 69 anni di Campo San Piero, Bruno è stato infermiere all'ospedale. Anche per questo ha vissuto con lucidità ogni fase del suo calvario e sa benissimo quanto grande è stato il pericolo scampato e quali sono i suoi eroi, tutti qui nel reparto di anestesia del Cafoncello. Appena arrivato, quando che mi hanno intubato a Campo San Piero, ho visto un po' una fase critica. Poi qui ho trovato gli angeli custodi, che non so come ringraziare. Adesso si sente meglio e vede speranza. Sì, adesso sto aspettando di mettere in bocca qualcosa, di vedere. Adesso che il peggio sembra alle spalle, Bruno ripercorre con la mente le sequenze che hanno portato al contagio. Facevo volontariato agli anziani e andando su una famiglia a fare una puntura, non so, forse c'era la figlia che l'ha portata e l'ho presa anch'io. Bisogna avere tanta precauzione, stare attenti. Attorno a Bruno c'è un reparto che sorride, la battaglia più dura è stata vinta, ma il percorso è ancora lungo. A casa lo aspettano i familiari e i colleghi di una vita. Abito su un quartiere di medici e infermieri, sono tutti lì che mi aspettano. In bocca al lupo. Grazie a voi. Ora ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi.
Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo di case di riposo e del dramma dei familiari che non possono far visita ai loro cari. All'Alta Vita IRA di Padova da 2 giorni sono partiti gli incontri in presenza. Vediamo come. Gabriella Lombardi ha 90 anni, elegantissima con la camicia con il fiocco, il rossetto sulle labbra, i bracciali al polso. Con gioia parla con la cugina Marilena che sente ogni giorno al telefono, ma adesso torna a vedere così. Abbiamo dialogato questo sistema, io è dalle 10 che sono qui, quindi insomma è da un po'. Abbiamo chiacchierato, abbiamo evocato il passato. Mezz'ora per Gabriella, mezz'ora per Dino Zago. Anche lui ha 90 anni, ma ci tiene molto a raccontarci come è andato l'incontro con la figlia Paola. E allora il nostro microfono supera il vetro di protezione. La vedo meglio. E come hai comunicato? Un po' meglio dell'altra volta? Meglio di ieri sera, perché ieri sera parlava con la mascherina. Quindi così va bene. Bene. Emozionata, la figlia Paola spiega di aver riannodato un filo. Febbraio e marzo proprio non potevamo venire, sapevamo che c'erano situazioni critiche all'interno, quindi era abbastanza da panico per noi, insomma, era l'idea di aver chiuso una saracinesca e non aver modo di riaprirla per un po'. Invece adesso c'è comunque una situazione in cui si può entrare ogni tanto. Sono queste le postazioni incontro per le visite ai familiari realizzate nelle residenze per anziani Alta Vita IRA di Padova. In via Beato Pellegrino gli ospiti sono 350. Tutti avranno la possibilità di incontrare i loro cari grazie a queste piccole zone protette interne alla struttura, ma non dentro la struttura, o a gazebo che a breve saranno riscaldati. L'anziano dentro, i familiari fuori, protetti e sicuri da questo terribile virus gli ospiti, presenti non solo in voci familiari. Così dunque in questa casa di riposo di Padova, verso interventi economici, cambiamo fronte a sostegno di tutto quel mondo sportivo che sta sotto la Serie A di calcio, ovvero basket e pallavolo di vertice, ma anche Serie C proprio di calcio, una sorta di pacchetto ristori per lo sport. È stato ipotizzato ieri sera al Caffè dello Sport su Tele4 dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, che ha sottolineato come si tratterà di una misura necessaria per evitare il fallimento di molte società, sottolineando che in queste non ci sono solo i giocatori ma un mondo di lavoratori che prestano la loro opera. Dopo l'approvazione di tutti e 25 i consigli comunali è stata firmata ufficialmente la candidatura dell'area del Monte Grappa come riserva MAB UNESCO. Una giornata da cartolina ha salutato la firma definitiva della candidatura a riserva della biosfera UNESCO del Monte Grappa. Il percorso è iniziato ormai 2 anni fa. Il grande lavoro fatto finora è stato quello di coinvolgere, al di là dei 25 comuni, anche un intero territorio, per cui associazioni di categoria, cittadini, scuole, in modo da farlo diventare davvero un progetto di rete che possa coinvolgere l'intero territorio. Per la prima volta siamo tutte e 3 le province che circondano il Grappa a ragionare su uno sviluppo sostenibile del Grappa e credo che questo sia il primo grande risultato. L'UNESCO darà il suo responso a maggio e anche per i comuni piccoli è importante essere inseriti in un progetto ampio. È importante perché nel momento in cui si vogliono fare delle progettualità che vadano anche a recuperare finanziamenti utili per il territorio dal punto di vista enogastronomico, imprenditoriale, turistico, è importantissimo avere delle partnership stabili che ti permettano di avere quei requisiti che servono anche per accedere ai finanziamenti. È una valorizzazione importante del nostro territorio, delle nostre peculiarità come paesi, della biodiversità che andiamo a tutelare, ma soprattutto è la valorizzazione del Monte Grappa, monte diviso fra 3 province, spesso dimenticato. Credo questa sia una bella unione, una bella occasione per unirci e per dedicare a questo monte che tanto ha dato alla nostra patria. Alpe Madre, così da tutti i versanti viene chiamato il Grappa, dove la presenza industriosa dell'uomo si integra con natura e storia. Mettiamo in rete ciò che di eccellente esiste nel nostro territorio e leghiamolo a quelle che sono le bellezze naturalistiche e i nostri luoghi di rilevanza naturalistico, storico, monumentale e culturale.
Vi ricordo dunque questa sera alle 21:15 l'attualità politica di Ring, come sempre in prima serata, ospiti Manuela Lanzarina, assessore alla sanità della Regione Veneto, Marco Bonet del Corriere del Veneto in collegamento, Giovanni Zorzi del Partito Democratico, Alberto Villanova della Lega, Diego Pol, imprenditore, e Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle, questi gli ospiti del nostro Ferdinando Avarino. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Tra giovedì e venerdì è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione, ma intanto nella giornata di mercoledì 18 novembre sarà ancora l'alta pressione a prevalere. Nel dettaglio sul Veneto, la caratteristica meteorologica saliente di questa fase anticiclonica sarà la presenza di nebbie, al mattino locali foschie su Veronese, Rodigino e zone limitrofe, poi in graduale dissolvimento. Di giorno vedete tanto sole ovunque, di sera ancora locali riduzioni della visibilità sulle coste e sulle aree pedemontane. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, valori diurni sopra la media stagionale, compresi tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, anche qui ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo sarà al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove vedete non cambia lo scenario. Dalla grafica possiamo vedere che anche qui splenderà il sole, non sono attese piogge. Temperature minime di poco sopra lo zero, massime invece sui 14 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.